A San Girolamo, padre della Chiesa, uomo intelligente di grande cultura acquisita nutrendosi ai classici latini, è intitolata l'abbazia nel complesso monumentale della Cervara. Nel giorno della memoria liturgica del santo, il vescovo Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucaristia, ripercorrendo la storia di Girolamo, capace di dedicarsi alla vita cristiana senza però trascurare le conoscenze acquisite dai classici pagani. Non aveva abbandonato, disprezzato quello che aveva acquisito, ma lo aveva messo al servizio della parola di Dio. Due gli aspetti della vita del santo che sono stati evidenziati dal vescovo: la capacità di mettere le sue competenze al servizio del Signore e l'esortazione a restare saldi nella fede anche nel tempo presente. Ci sembra forse lontana, insignificante per la vita moderna, ma la nostra fede, se autentica, non può che nutrirsi della parola di Dio. Incastonata in uno dei luoghi più panoramici del Tigullio occidentale, l'abbazia è uno degli edifici del complesso monumentale della Cervara, restaurato per primo dall'attuale proprietà. Ogni anno nel periodo estivo viene aperto per la messa domenicale. La cosa che a noi fa molto piacere è mantenere la chiesa nella sua funzione originaria, quindi proprio quella di chiesa, e da un'altra parte contribuire ad aiutare la comunità locale del territorio del Tigullio. La somma di 2.500 euro è stata consegnata a padre Teobaldo, destinata ai poveri che frequentano la mensa dei Cappuccini di Santa Margherita Ligure. Circa 30-35 poveri come abitualmente durante l'anno, non vediamo l'ora di poter riaprire le porte. I locali della mensa non sono solo luogo in cui nutrire il corpo, ma anche arricchimento per le relazioni tra persone. I poveri vengono perché hanno sperimentato un tipo di fraternità tra di loro